7 posti. Di tanto ha scalato la classifica di Italia Oggi dell'Università La Sapienza di Roma la città di Padova, che in questo 2020 segnato dalla pandemia si piazza un lusinghiero quarto posto, seconda in Veneto solo a Vicenza. Proprio la gestione dell'emergenza sanitaria ha fatto la differenza in questa speciale classifica. Un lavoro di squadra, il commento del sindaco Sergio Giordani. Lavorare assieme alla Giunta, assieme a tutti quanti per quanto riguarda il prefetto, il rettore, questore, tutte le istituzioni, il nostro vescovo, veramente questo significa aumentare la qualità del Padova. Le liti non servono, serve andare avanti, un periodo difficilissimo, però sono sempre convinto che ne verremo fuori alla grande. Questo è uno stimolo ulteriore per fare ancora meglio. Padova è una grande città. Tra gli indicatori presi in considerazione dai ricercatori anche la mortalità e l'incidenza dei casi di Covid-19. Bene l'economia della città, bene anche i fattori ambientali, anche se resta il tarlo dell'alto livello di concentrazione di polveri sottili. Male purtroppo uno dei drammi più grossi di Padova, centro di spaccio di stupefacenti.